Appena qualche giorno fa ad Agrigento un incontro informativo sulle opportunità legate al programma operativo FESR Sicilia 2014-2020 e proprio oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un altro avviso pubblico con una dotazione finanziaria di ben 70 milioni di euro, la cui azione è finalizzata a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle attività produttive Mariella Lobello, che poi aggiunge: il bando prevede il sostegno alla creazione e all'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi con la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale ed è rivolto alle piccole e medie imprese in forma singola o associata. Il costo totale ammissibile del progetto presentato non dovrà essere inferiore a 250 mila euro e superiore ai 4 milioni di euro. Gli aiuti, evidenzia ancora Mariella Lobello, verranno concessi con procedura a sportello, nella forma in conto capitale fino ad una misura massima pari al 45% per le piccole e microimprese, del 35% per le medie. Le operazioni, chiarisce l'assessore delle attività produttive, saranno selezionate in relazione ai piani di attività che valuteranno la fattibilità tecnologica ed operativa, la sostenibilità economica e finanziaria, un minore impatto ambientale o una migliore gestione sostenibile di quest'ultimo e la maggiore inclusività. Riguardo a quest'ultimo aspetto, conferma Mariella Lobello, ci riferiamo a progetti che prevedano esplicitamente principi di non discriminazione volti a garantire l'accessibilità a persone con disabilità. È stato un lavoro lungo e non facile, ma questi strumenti consentiranno un risveglio dell'economia e un utilizzo delle migliori risorse di quanti vorranno operare e far crescere la Sicilia. Ci abbiamo creduto, adesso la parola passa all'impresa, ai giovani, alle idee, al lavoro, alla creatività del popolo siciliano, conclude Mariella Lobello, di quella Sicilia che riparte dopo 5 anni di incessante impegno che anche in questi avvisi ha trovato la sua concretizzazione.